L'Auditorium De Sica ha ospitato venerdì 8 maggio l'incontro pubblico Uscire dal tunnel, promosso dall'Associazione Consumerismo con il patrocinio del Comune di Sora, dedicato al tema della riapertura della Galleria Capo di China e alla promozione del territorio del Lazio meridionale. Ad aprire i lavori gli interventi del presidente della provincia di Frosinone, sindaco di Sora Luca Di Stefano, e dell'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, che hanno ribadito l'importanza della riapertura della galleria per migliorare i collegamenti e sostenere la crescita economica dell'area. Voglio ringraziare l'Associazione Consumerismo e il presidente Luigi Gabriele che per la prima volta vengono qui a Sora, quindi per presentare anche l'associazione, quindi per questo li ringrazio e saluto tutti i componenti, i delegati provinciali e i delegati territoriali. Il tema è uscire fuori dal tunnel, quindi parlare del post chiusura della galleria di Capo di China, sicuramente un intervento importante per la sicurezza e la sicurezza non è mai derogabile, quindi però sicuramente quest'anno è stato difficoltoso per tante imprese, per i cittadini, per i lavoratori, e quindi oggi parliamo di quelle che possono essere delle azioni propositive per riportare al centro del dibattito anche le aree interne e quindi migliorare sicuramente il collegamento infrastrutturale di queste aree interne, parlare anche di temi importanti che possono essere quelli della ZES e della ZLS, e poi parlare di una valle, di un'area che deve essere assolutamente rilanciata dal punto di vista turistica, occupazionale ed economica. L'importante opera che abbiamo effettuato, che il governo ha effettuato con l'ANAS sulla galleria, ha messo in sicurezza comunque un territorio e soprattutto la viabilità per i cittadini del Lazio e della provincia di Frosinone. È chiaro, la lungaggine del suo cantiere ha creato dei problemi sul territorio, ma è pur vero che molte volte noi cittadini vogliamo le innovazioni, vogliamo le manutenzioni, vogliamo la sicurezza, però poi ci lamentiamo dei cantieri in essere. Quindi delle due l'una, o bisogna lavorare sulla sicurezza o bisogna subire i cantieri. È chiaro che i cantieri vanno efficientati e vanno mantenuti all'interno del cronoprogramma, quindi sono convinto che ANAS capirà anche per i prossimi interventi sulla provincia di Frosinone che ci saranno di contingentare i tempi per creare meno problemi possibili agli automobilisti. Un appuntamento voluto da Consumerismo, associazione impegnata nella tutela dei cittadini e nella promozione di un rapporto più trasparente tra consumatori, istituzioni e imprese. Nel corso dell'incontro il presidente Luigi Gabriele ha presentato il progetto Consumerismo per l'Italia, un'iniziativa nata per valorizzare i territori, promuovere le eccellenze locali e creare un dialogo diretto tra cittadini, amministrazioni e realtà economiche locali. Lanciamo da Sora, un paese di cui io sono particolarmente orgoglioso e legato perché i miei natali sono qui, il progetto Consumerismo per l'Italia, ovvero vogliamo sedimentare la cultura della tutela dei consumatori in tutto il paese. L'obiettivo è avere un delegato in ogni comune, perché per conoscere realmente i cittadini, per conoscere i consumatori bisogna essere presenti sui territori. Per me è veramente un grandissimo onore poter partire da qui, dalla mia terra, dalla nostra terra, una terra straordinaria, piena di risorse, di cose meravigliose. Oggi presentiamo la delegazione provinciale di consumerismo no profit e man mano andremo alla conquista del paese con questa iniziativa che abbiamo chiamato Consumerismo per l'Italia. Viaggeremo nel paese con una 500 d'epoca del 1971 perché vogliamo rappresentare l'Italia al meglio nel suo stile. Un confronto partecipato che ha visto la presenza di istituzioni, associazioni, operatori economici e cittadini. Tra gli interventi anche quello di Mariano Tagliatela, delegato provinciale di Consumerismo, che ha lanciato la proposta di avviare una campagna di comunicazione per promuovere il territorio e rilanciarne l'immagine turistica, commerciale e culturale. Come associazione di consumatori siamo qui oggi a chiedere alla Regione, alle istituzioni in generale, una sorta di ristoro per il disagio avuto, perché la chiusura della galleria ci ha messo realmente in disparte e quindi noi chiediamo alla Regione l'impegno formale per un piano di promozione straordinaria, con l'istituzione di una campagna di marketing territoriale dedicata esclusivamente alla Valle del Lirio e alla Valle di Comino, che valorizzi le eccellenze enogastronomiche, storiche e paesaggistiche.
Ampia la partecipazione del pubblico con cittadini e rappresentanti delle realtà locali che hanno preso parte al dibattito portando testimonianze, proposte e richieste alle istituzioni locali.